Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi ci troviamo all'interno del Blitz nella sala da ballo, corsa come al solito. E volevo farvi vedere un'altra bella partita con lo Scout. In queste ultime settimane diciamo ho giocato un po' di più a Battlefield e ho sbloccato qualche nuovo fucile e soprattutto ho guadagnato qualche punto in più per quanto riguarda lo Scout. Quindi volevo farvi vedere un po' una partita, eccola qua, in diretta su Battlefield. Allora, vediamo se ho capito bene. Siamo Impero Germanico, forse in difesa, quindi attenzione. Oh, che succede qua? Oh, calma. Vediamo se possiamo dare una mano. Colpito, vediamo un po', attenzione. Eccolo qua, colpito, ce ne andiamo però. Anzi, prima gli lasciamo un regalino qui sulla cima della collina, così appena qualcuno passa salta in aria. Vai, vai. Ci siamo fatti 160 punti. Oh, che è un cavallo quello? Pare di aver visto un cavallo fuori. Uno. Vediamo un po' qua. Chi c'è che spara? C'è proprio qualcuno lì. Un medico. Altri da destra. Cecchino ragazzi dietro la quercia. Siamo in una bruttissima posizione, lo so. Infatti è meglio che indietreggi un pochettino. Vediamo un po'. Là c'era un cecchino dietro la quercia e lo sapevo. Non dovevo stare qui. Però ho voluto rischiare. C'è ancora la mia mina messa lì. Speriamo che riesca a fare il suo lavoro. Sto usando l'M1903, un fucile spettacolare, davvero molto equilibrato tra danni, stabilità, controllo e tutto il resto. Stabilità e controllo per modo di dire, perché è sempre un fucile da cecchino. Ehi. Sì, però non è giusto che io... Ecco. Dovete farmi nascere in un punto tranquillo, cioè non è che rimango con uno di vita. E ancora. Allora, obiettivo A. Vediamo se possiamo stare tranquilli e recuperare un po' di vita, che altrimenti non ci possiamo mettere all'opera. Ok. Obiettivo A già armato. Oh. No, maledizione. Il Gewehr 95. Però faccio bene a rinascere, diciamo, dalla base ed evitare quindi di partire da posizioni già di altri giocatori. Comunque ho anche la Mars Automatic come pistola. Diciamo è la pistola più potente di tutto il gioco, secondo me a livello di danno. Però è molto instabile, davvero è difficilissimo usarla bene. Allora. No, ha cambiato direzione. Fermo, ma perché? Guardate come fa. Va bene, va. Fa il balletto. Eccolo qua. Stati fermo, siamo al blitz della sala da ballo, fa il balletto. Allora. Oh, attenzione. Cecchino all'orizzonte, no. Peccato veramente, che era pure abbassato. Sono stato veloce a rialzarmi, dovevo aspettare ancora un po' di più. Però finché l'obiettivo B resiste, per me va benissimo. Ci siamo fatti un po' di punti, però dobbiamo fare molto meglio. Non possiamo morire così. Ancora quello là è... ancora... come ha fatto? Oh. Allora. Vediamo un po'. Non è una mappa che mi piace tanto, perché diciamo è in una... così. Una mappa rurale. Io amo più le mappe desertiche, come Fortezza sul Fao. Questa diciamo è più... per me è più difficile qui riconoscere i nemici. Allora, andiamo da questa parte. Oh. Granata, vai. Ci carichiamo un po'. Guardate quel rompiscatole. Ce l'abbiamo un medico? Allora, meglio ragionare e passare qua sulla sinistra. Guardate a questo. Ah. No. No, ma dai. Peccato. Passiamo indietro. Intanto 4-4 ancora stiamo. Non è che ce la stiamo cavando tanto male, siamo a metà classifica, però stiamo perdendo troppi colpi. Lo dico sempre di non rinascere qui in queste posizioni così avanzate. Intanto rinasco sempre, vediamo. Allora. Eccolo qua. Il nemico sta avanzando. Il nemico avanza.
Vediamo qua che c'è. Oh. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo salire là in alto. Sarebbe davvero fantastico riuscire ad avere una posizione sopraelevata per rompergli un po' le scatole. Allora, intanto mettiamo una mina qua. E allora, sì, attento a non ammazzarmi però. Niente, qua mi chiudono la porta in faccia anche i miei alleati. Ah. No. No. Brutta posizione. Mi dovevano aprire il cancello, maledizione. Qua che devo fare io? Abbiamo trasmesso all'artiglieria Allora. le coordinate del nemico. Ragazzi, qua ci ammazzano. Ok. Allora, facciamo una cosa. Sì, lo sapevo io. Ma maledetti, ma non mi potevano fare salire là sopra. Addirittura anche i nemici sono saliti. Vediamo. Oh, vediamo se possiamo spawnare per esempio qua, sul tetto, e riuscire ad avere un punto. No, questo non è sul tetto, questo non è sul tetto. Qua su, qua su, qua su. Neanche questo, però dai, già siamo dentro la fortezza. Oh, calma. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate del Qua c'è nemico. l'obiettivo. Oh! Ah, bene. C'è qualche cecchino. Ci ha buttato pure la granata. No, 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 no. No. Meno male che c'è la nostra mina. Dai, un po' più avanti, un po' più avanti. No. Sì, è saltata in aria, però. Ecco, perfetto. Morto. 2 ne abbiamo uccisi. Se non sbaglio, sì. Allora. Vediamo un po', ci stanno prendendo l'obiettivo A. Dai, dai, fammi spawnare dove siamo. Perfetto, perfetto. Coordinate del nemico. Allora, mettiamo una mina qua. Oh, chi c'è qua? C'è qualcuno al piano di sopra. Facciamo così, allora. Passiamo di qua. Eccolo là, lo vedete il fucile? È qua, vedete, vedete? Eccolo lì. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le Oh. coordinate del nemico. Eccolo qua. Ancora? No. No. Oh, che ci ha buttato? No, guardate delle bombe che ci sta tirando. E adesso lo prendiamo dall'altra parte. Vabbè. Ci hanno armato l'obiettivo A. Però purtroppo se si sbaglia un colpo, proprio un misero colpo, si rimane un po' fregati perché la posizione sulla mappa è sempre rilevata. Quindi speriamo di avere qualche buon assalto ci possa salvare. C'è il cavallo lì, vediamo. Oh, benissimo. Perfetto. Guardate a quello. Obiettivo Alfa. Perfetto. Obiettivo bravo. Andiamo, andiamo. Das Ziel verteidigen! Mi sa che salta questo. No, ancora. In effetti potevo andare magari a tentare a tentare come dire, provare a disinnescarlo, però diciamo con lo scout è quasi a dir poco impossibile riuscire a fare una cosa del genere. Vediamo se possiamo difendere adesso l'obiettivo A per bene.
Andiamo. Intanto, ma comunque 11-8 stiamo facendo. Abbiamo fatto anche qualche bella uccisione. Vediamo di continuare. Ce l'hanno già armato. Vediamo un po'. Mettiamo qua una bomba. Guardate un po' a quello. Tutto corazzato. Non ci credo. Oh. Abbiamo ucciso 2 volte. No, ma sono troppe. Non posso uscire io così allo scoperto. Leva la testa, leva la testa. Va bene, va. Abbiamo perso entrambi gli obiettivi. Niente, ragazzi, mi sa che è meglio ritornare un po' più indietro. Sta trattenendo il nemico. Abbiamo preso addirittura qualcuno. Maledizione. 14 metri un medico. Ci ha visto? Non ci ha visto. Sì, forse sì. No, no, no. Va bene, continuiamo così. 13-9, stiamo sempre indietreggiando. Siamo adesso quasi alla base. Infatti potrei provare a disinnescare gli obiettivi anche con lo scout, però rischierei tantissimo. Meglio dare supporto. Tanti obiettivi li abbiamo salvati così. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Bruttissima posizione per un cecchino. Vediamo di... Un kit sentinella è Kit disponibile vicino alla sentinella. tua posizione. Prendiamoci la sentinella. L'altra volta ho giocato tipo 2 ore solo con la sentinella perché non mi riuscivano mai a uccidere. No, 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 lasciamela. Bene. Ah, questa non mi piace tanto. Però vediamo di provarla comunque. Allora, obiettivo B. Andiamo verso l'obiettivo A, sì. Aia, ci hanno tirato una pietra in testa. Cecchini anche avversari. Qua c'è l'obiettivo, perfetto. Ok. Va bene, va. Sto morendo da solo così senza nessuno. Medico, c'è qualche medico. Dai, 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 dai. Perfetto, l'abbiamo disinnescato. Allora, la cassetta medica. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate del Vai, nemico. vai, vai. Perfetto. No, adesso no il lag. No, no. Un medico. Aia. Forza, forza, disinneschiamo. Ma dai. Ce l'abbiamo fatta? Forse sì. Abbiamo disarmato Sì, sì, l'obiettivo A. perfetto. Un po' di aiuto l'abbiamo dato. Abbiamo fatto una specie di esca per tutti. Allora, partiamo da qua dietro, dai, sempre con lo scout. Fucile M1900 qualcosa. Ancora? Il nemico ha armato l'obiettivo Alfa. Eppure B, maledetti. Chi c'è qua? Dai, io da cecchino devo avanzare. E quello da assalto, che è lo che è, sta dietro. Dai, dai, dai. Ok. Abbiamo disarmato l'obiettivo Bravo. Però mi sa che l'obiettivo... Oh, dove sono tutti sti cecchini? Obiettivo A. Abbiamo perso l'obiettivo Alfa. Maledetto. No, addirittura. Ritorniamo indietro. 15 metri, niente. Comunque, vediamo cosa ci rimane. Ancora l'obiettivo B. Fortunatamente salvato qualche volta. Partiamo da qua dietro. Sempre scout. Il nemico ha armato l'obiettivo Bravo. Ancora. Dai, dai, dai.
Ok. No. La camicia gli ho strappato. È là, è là, è là. Obiettivo bravo. Morto. No, mentre mi abbassavo. Ah, peccato. Dai, 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 non lo dobbiamo far armare. Dai, no, sotto attacco. Attivate qualche cosa, l'artiglieria, non lo so. Forza. Forza. C'è qualcuno laggiù. No. Mamma mia, levati, levati. Togliti. No. Ragazzi, sono troppi. Siamo super circondati. No. Abbiamo disarmato l'obiettivo bravo. Perfetto, meno male. Ma sono troppi. Il nemico ha armato l'obiettivo bravo. No, peccato. Vi prego, disarmatelo. Disarmato l'obiettivo bravo. Perfetto, dai. Continuiamo così che ce la stiamo facendo. Dai, teniamoli sempre così. Partita, ragazzi, molto interessante. Adesso si sta accendendo la partita veramente. Vediamo qua che c'è. Niente. Ma Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate del nemico. c'è qualcuno. Oh. Maledetto. Il nemico ha armato l'obiettivo bravo. Ah, muori. Abbiamo disarmato l'obiettivo bravo. Perfetto. Dov'è? Ragazzi. Melde feindlichen Sturmsoldaten. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate del nemico. No, oh, peccato. Sono tutti là sotto. Dai, dai. Bella partita. Adesso mi sta piacendo sempre più perché la squadra, questi due là sotto stanno sparando con un cannocchiale o un telescopio. Stanno sparando. Allora, dovrebbero veramente avvicinarsi un po' di più. Da vorne ein Koordinator. Va bene, va. Meno male, almeno sparando così ho attirato l'attenzione su di loro. Ok. Un kit sentinella è disponibile vicino Dov'è? alla tua posizione. Dov'è? Oh, andiamo qua. Ho il dito sul grilletto. Sturmsoldat in Sichtweite. Sì, vabbè, impossibile. Vai, ricarichiamo. Maledetto, non riesco a spottarlo, ma perché? Beccato. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate Bellissimo del nemico. questo. No, cavolo. Bel colpo. Quanto siamo? 22 uccisioni.
Mamma mia. Vai, 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 vai. 4, gliene rimangono 4 e poi vittoria, dai, dai. Non riesco a capire perché non stanno, diciamo, innescando più le bombe. Anche perché sono andati proprio come dei treni nei primi obiettivi. Qua si stanno Jetzt an die Täter. fossilizzando un po'. Ah, muori. Muori. Vittoria, attenzione, che partita. Partita fenomenale. Ah, abbiamo vinto. Abbiamo disarmato 8 bombe, 7 su 10 obiettivi distrutti. Veramente, dai, una bella partita. Abbiamo fatto tantissimi punti, quasi 12.000 punti. Sì, 11.300, 22 minuti di partita. Noi siamo entrati un po' a partita incominciata, però i nostri 23 uomini uccisi secondo me hanno fatto un po' anche la differenza. Vediamo un po'. Vediamo come abbiamo fatto. Dove siamo qua? Miglior scout infatti della nostra squadra con 5.848 punti. Perfetto, addirittura questo miglior supporto. Vediamo personale quanto abbiamo fatto. Guardate dei nastri che abbiamo preso. Allora, 23 uccisioni. Tra poco arriveremo al livello successivo. Eccolo qui. Continuiamo. Forse abbiamo preso anche un battle pack. No, non abbiamo... Ah sì, l'abbiamo preso e lo apriamo in diretta. Vai. Vediamo che c'è dentro. Ma veramente... Sì, questo fucile ce l'ho se non sbaglio. Va bene, aggiungiamolo. Sì, ci uniamo, ragazzi, facciamo... non so se fare un'altra partita oppure no. Vediamo un po', magari... Non so, la iniziamo un po', forse la caricheremo più avanti, vedremo.